all'azienda Sasserami di Veneto Agricoltura a Ceregnano, in provincia di Rovigo. Ci sono delle collezioni molto importanti per quanto riguarda la frutticoltura veneta. Molto interessante è l'attività di tutela, salvaguardia e valorizzazione ed innovazione per quanto riguarda l'albicocca. Sentiamo Luigino Schiavon. Qui siamo nella collezione varietale dell'albicocco. I nostri operai stanno raccogliendo la varietà Big Red, che è una varietà di origine francese. Si raccoglie, si pesa il prodotto, si fa la valutazione pomologica, le analisi organolettiche e le analisi chimiche per valutare, diciamo, la validità di questa varietà che è stata introdotta nel nostro ambiente, se è, diciamo, buona anche per essere piantata dai nostri frutticoltori. Queste coltivazioni, queste collezioni servono per i nostri frutticoltori per dare degli indirizzi utili per i nuovi impianti. In pratica cosa si deve dire? Si deve dire qual è la varietà migliore per pezzatura, per caratteristiche organolettiche, per produttività e chiaramente anche per precocità o per tardività, perché ci sono diverse esigenze da parte dei frutticoltori. Ogni esigenza soddisfa diciamo, delle quote commerciali. Abbiamo circa quasi 60 varietà di albicocco. Dalle più, diciamo, tradizionali arriviamo alle più recenti come Priccia, Robista o Farbera, che sono le più recenti e le più interessanti sicuramente perché il miglioramento varietale ha puntato sulla colorazione dei frutti, sulla mancanza della peluria, cioè della tomentosità assenza, sulle caratteristiche organolettiche, sulla consistenza dei frutti, sulla resistenza alle manipolazioni e soprattutto chiaramente sul calendario, che una volta era limitato a circa un mese come raccolta delle albicocche, mentre oggi andiamo dalla metà di maggio fino ad agosto. Diciamo, aziende simili come attività sperimentali in frutticoltura ce ne sono parecchie in Italia. Sicuramente questa è una delle più complete, sia per quanto riguarda il numero di specie, perché oltre all'albicocco c'è il susino, c'è il ciliegio, c'è il pesco, c'è il melo, c'è il pero, quindi le varietà sono diverse e le collezioni varietali comprendono centinaia e centinaia di varietà nel complesso. Vi faccio vedere l'attività di confusione sessuale che si attua da qualche anno presso il nostro frutteto. Questa in particolare è un diffusore di feromoni di Cidia e di Anarsia, che sono due lepidotteri che attaccano le drupacee. La confusione sessuale ci consente praticamente di utilizzare pochissimi trattamenti insetticidi. In pratica utilizziamo un trattamento insetticida in primavera e poi non utilizziamo più trattamenti insetticidi per Cidia e Anarsia durante tutto quanto il periodo estivo.